Ciao Alberto, sono Daniele, mi trovo in via Archi a Trapani. Se ti sbrighi a venire c'è un cuore solitario che ha bisogno di conoscere la sua anima gemella. Ti mando questo videomessaggio, ti faccio vedere la sua attività che vende aglie e cipolle. Sbrigati a venire perché lui che ti aspetta davanti alla sua attività commerciale. Sbrigati Alberto, ti aspettiamo, ciao! Buongiorno, tu sei Gianfranco? Ciao, io Alberto sono. Tu sei il cuore solitario? Sì, sì. Ma Daniele dov'è? Al momento all'altro dovrebbe venire. Ok, e questa è la tua attività commerciale? Sì. Perfetto, va bene, allora fra un po' facciamo l'intervista, va bene? Ah, ecco Daniele. Si chiama Gianfranco, ha 34 anni e viene da Trapani. Ciao Gianfranco. Buonasera. Naturalmente sono in compagnia dell'amico mio Daniele, mio collaboratore, in cerca di cuori solitari. Ciao Alberto. Allora Gianfranco, quanto tempo è che sei single? Di un paio di anni. Un paio di anni. Ultimamente praticamente la tua vecchia storia d'amore quando è stata esattamente? 5 anni fa. 5 anni fa. Scusa, 5 anni fa tu praticamente eri fidanzato e ti sei lasciato 2 anni fa. Sì. Il motivo qual è stato? Che dice?
Come? Ripeti che non ti abbiamo Non capito. ti capiamo, a parlare più forte. I timbani mi spasce, che dice, Betto? Non lo so, non l'ho capito io. Non Qual è si stato può- il motivo? Il motivo praticamente Perché perché vi ti sei siete lasciato? Perché lei a quanto pare aveva un'altra persona. Ah, ti ha mancato di rispetto. E quindi mi è giustamente. mancato di rispetto, Certo, appunto. sono cose che non si fanno. Alberto, scusami, Sì. l'altra volta pure il mio amico Vincenzo, base dei cornetti, quest'oggi ci sta capitando di nuovo. Ma a sarà il base dei periodo. cornetti, ma è il Secondo periodo me dei sarà il cornetti. periodo. Erano alla crema o a cioccolato? Come te ne sei accorto? Marmellata, esattamente. Ascolta Gianfranco, come te ne sei accorto che ti faceva le corna? Perché un giorno me ne sono accorto che avevo un appuntamento con un amico mio Sì. e mi ha detto che lo aveva visto con un'altra persona e io non ci credevo. E invece Quindi- poi? E Invece era poi, vero. Esatto. E come l'hai presa? L'hai presa, sinceramente l'hai presa? malissimo, abbastanza malissimo, Malissimo. Ci sei rimasto male? malissimo. Dopo quanto tempo ti sei ripreso? Circa un anno. Un anno, quindi ci è voluto un anno fino a che tu ti, diciamo, ti è passata la... Ci è voluto un anno prima che sia sbloccato praticamente, perché è rimasto Incorporato. Incorporato, Ce l'avevi va. tutti incorporati praticamente. i nervi, ce l'avevo tutto uno stomaco. va Purtroppo giusto. succede. Gianfranco, tu non ti devi mai perdere d'animo. Perché si dice sempre finché c'è vita c'è speranza. Giusto. Va bene? Allora Gianfranco, a che genere di donna siamo interessati? Noi, tu hai 34 anni, giusto? Parliamo dell'età di questa donna che tu vorresti incontrare. All'incirca poco più, poco meno l'età mia. Poi non importa se 2 anni o 3 anni in più oppure in meno. Quindi partiamo da una Importa- base di 25, va bene per te? Sì. Per arrivare a un massimo di... Anche tre- 45? No, 45 no. Anche Comincia a meno. diventare grande. Facciamo Certo. 40? 40. Quindi dai 25 ai 40. Hai preferenze bionda, Scusa, bruna? Betto. Sì, dimmi. Vabbè, se ti capita una signora di 70 anni che sembra una ragazza di 40 che prende una bellissima pensione dal sistema. Ah, Francesco. certo. È giusto, Francesco. Sì, ma lui non è che va cercando di sistemarsi, anche perché l'attività commerciale che ha Sì. gli lavora abbastanza C'è bene. aglie, c'è pud. Però- Esatto, ti rende l'attività, giusto? Certo, Quanto tempo è praticamente che tu tieni questa attività? Di 10 anni a venire qua. Quindi a 10 anni che tu praticamente sei nell'azienda. Sì. Come mai lavori da solo? Non hai qualche aiuto che magari riesci a fare tutto da solo praticamente? Perché oggi come Non lavoro. conviene più tenere operai, quindi meglio il fai da te, Sì. giusto? Hai intenzione di ingrandire l'azienda? Anche. Anzi. Se mi capita, Esatto, attenzione. io comunque te lo auguro. Vabbè, parliamo sempre di questa donna che tu vai cercando. Dovrebbe lavorare? No, no. No. A me soprattutto mi piacerebbe Sì. che si sta a casa E ti e aspetti. che mi aspetta. Che ti prepara da mangiare, che ovviamente Si comporti ti bene, prepara non i te? vestiti, che lavora, fa le pulizie a casa, una donna casalinga. Certo. Giusto. Sì. E poi non mi interessa che lei per esempio esce per andare a lavorare. In poche parole a me mi interessa un domani che Che non mi ti fa domanda. poi nette che crema, come Esatto. prima, che ci Cioè inganna. che ti porti praticamente al rispetto. Sì. Tu sei stato mai sposato? Mai, giusto? No, no, mai. Sei, come dire, ancora single. Sì. E quindi diciamo l'intenzione tua è farti una famiglia, farti dei figli, insomma, giusto, procreare e andare avanti nella vita, dico bene? Sì. Perfetto. Ritorniamo a parlare di questa donna. Hai preferenze bionda, bruna, non so? No, no, no. Hai preferenze per quanto riguarda altezza? No, no. Neanche. Tu Però quanto lui sei è un- alto? lui è un ragazzo molto alto, quando sei 1,98? Uno Ho è 50 sbagliato. Uno è 54. Ah, ho sbagliato. Sei alto 1,54. 1,54. Se questa donna dovesse essere più alta di te ci fa niente? No, no, no. Vabbè, amico Francesco, ti puoi comprare le scarpe quelle con la zeppa, quelle grosse, così recuperi un po' di altezza. È giusto, Francesco? Certo. Esatto, quindi non vai guardando l'aspetto fisico. No, no. Sei robustina? Per me non ho Preferenze. preferenze. Anche la carne ti piace. Anche se è robustina te la prendi lo stesso. Lo stesso. Certo, d'inverno L'importante si è che- riscalda, Francesco, con la ragazza Esatto. più in carne. Se non dovesse essere di Trapani, ma mettiamo il caso, ti telefoni qualche ragazza che si trova, non so, Mazzara, Marsala, Lo stesso, lo la stesso, stessa cosa. lo Tu stesso. sei motorizzato, la macchina ce l'hai, hai il mezzo di trasporto, Di trasporto. ti muovi, ti puoi muovere, puoi viaggiare tranquillamente. quando e quanto voglio, come Esatto. si dice. Perfetto, Bravo. per cui non hai problemi. No, no. Va bene Gianfranco, un'altra cosa, quali sono i tuoi hobby? Cosa fai? Cosa ti piace fare quando finisci di lavorare?
quando ritorni a casa dalla tua azienda? A me mi piacerebbe uscire la sera a fare una passeggiata sempre con lei, no? Certo. Mangiare un gelato. A mangiare un gelato e così di seguito. Cioè ti piace Sempre fare con lei. Esatto. Ti piace fare praticamente le cose normali che piacciono a tutti, Certo. giusto? Per la gente naturalmente che è in coppia. Sì. Siccome tu non sei in coppia, sei praticamente single e quindi queste cose non le fai, Sì. giusto? Certo. La sera a che ora vai a dormire? Mezzanotte, l'una massimo. Sempre E cosa se sono fai di solito? sempre Però è Alberto. Perché la mattina si alza presto. Lui che vende frutta la mattina va a prendere la frutta a Scaro, si alzano presto. Certo, certo. Come mai tu così tardi? Non è che tu la sera metti a TRM, caro Francesco, ti vede la trasmissione quella tutta secca? no. Non le fai No, mai. Francesco. Va bene, Gianfranco, Purtroppo ascolta. non è cosa per me. Esatto. Va bene. Gianfranco, ascolta, dici una cosa importante, parlaci un po' di te, che tipo sei? Descriviti. Allora, sono una persona timido e è una persona di poche parole. Esatto. Caratterialmente, che tipo di carattere hai? Cioè buone Cioè c'hai i lati positivi e i lati negativi. sì. I lati positivi quali sono? Positivi che, come ci ripeto, che non mi prende specialmente lei in giro. Oggi ci sono, domani non ci sono. I lati positivi. Sì. Mentre quelli negativi? Se mi prendesse in giro un domani, Esatto. come gli ripeto, Diventa una cercavo- furia, se lo prendono in giro diventa una furia, Francesco. Non vuole essere preso in giro. Comincia a dare perata alla Bruce Lee, vero Francesco? Esatto, esatto. E vabbè. Francesco, ci sta questa, perché È normale, a base dei è normale. cornetti, È normale, uno può uno essere rimane buono e nero, uno caro. può essere da spoi, ma queste cose non Certo, succedono certo. più, è giusto Francesco? Certo. Logicamente uno può essere buono e caro, però tutto ha un limite e quindi il tuo limite Le è corna questo, andiamo a arrivare, esatto, Francesco. tu non riesci a sopportare praticamente la mancanza di rispetto, le corna. Meno male anzi che il tuo mezzo di trasporto è senza tetto, perché così almeno I coi non si arrendiscano. esatto. Va bene. Allora, amiche telespettatrici, lo state conoscendo, Gianfranco, 34 anni di Trapani, in cerca dell'anima gemella della ragazza ideale. Gianfranco va cercando una ragazza che parta dai 25 e arrivi massimo a 40 anni. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare, di incontrare personalmente, non possono fare altro che chiamare al numero che state vedendo in impressione. Gianfranco è qui e vuole essere contattato. Gianfranco, in questo momento ci sono le telespettatrici che ci stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Vuoi dare un messaggio particolare guardando la telecamera? Dici tutto quello che ti va, ok? Guardando la telecamera, perché è lo stesso come se tu stessi parlando con loro. Vai Gianfranco. Che dici te? Vai Gianfranco. Allora, per adesso ho detto tutto, aspetto a voi in qualsiasi ora, al momento, se mi dovete contattare, il mio numero è questo sovraimpressione. Perfetto. Perfetto, era un bel Bellissimo messaggio, messaggio. complimenti. Vabbè, amiche telespettatrici, ripeto, Gianfranco è qui, per cui vuole essere contattato. Per la rubrica dei cuori solidari Alberto vi saluta naturalmente l'amico Daniele. e anche naturalmente Gianfranco. ciao ciao. Ragazze, se la scelta buona volete fare e agli e cipuddi volete mangiare, a Francesca vi da chiamare. Ciao! Buonasera. Ciao ciao e aspetto a voi. Vi aspettiamo, chiamatelo, Francesco vi aspetta.